Questa dovrebbe essere la settimana del picco dei contagi. Il Veneto, una delle poche regioni rimaste in fascia gialla, è sotto pressione soprattutto per quanto riguarda i ricoveri. Circa il 60% delle terapie intensive sono occupate tra pazienti Covid e non Covid. Il tema dell'ampliamento ancora dei posti letto per gli ospedali. Abbiamo chiesto un po' a tutti i direttori di pianificare ulteriori posti letto per la possibilità di non farci trovare mai in difficoltà, nel senso che la possibilità di ricovero di cure intensive deve essere sempre garantita ai cittadini. Quello appena trascorso è stato il primo fine settimana di applicazione dell'ordinanza regionale sulla chiusura domenicale dei negozi e centri commerciali non alimentari e il risultato è soddisfacente. Diciamo che se puntavamo a un risultato 100, 75-80 l'abbiamo ottenuto questo fine settimana. Oggettivamente le città non erano calche e piene di gente come al solito. Facciamo uno sforzettino in più. Oltre alle chiusure in senso stretto, valide fino alla mezzanotte di domenica 22, restano valide le consuete indicazioni: distanziamento, mascherina, igiene delle mani. Molte persone hanno, come si può dire, ascoltato questo appello, che è un appello che si continua a fare, non è che bisogna arrivare sabato e la domenica per portarlo avanti. È un appello importante, è un appello che dice ai cittadini: evitate gli assembramenti, evitate di andare in mezzo alla confusione, di aiutare il virus a diffondersi. Il virus c'è,